Rush finale del nostro telegiornale con l'ospite Claudio Boaro, fronte friulano. Quel servizio lo metteremo domani, regia. Claudio Boaro con noi in studio per parlare un po' di per quanto riguarda insomma i problemi legati al Friuli e alla sua autonomia. Da tempo c'è stato questo discorso legato a tutti per il Friuli. Dato sottoscritto ha avuto anche occasione di moderare venerdì scorso a Pordenone insieme al sindaco di Rivignano Teor Mario Anzili il dibattito relativo appunto al discorso delle UTI e via dicendo, però insomma piano piano sembra che si stia tornando un po' sulla retta via per quanto riguarda il pianeta e il mondo autonomista, no? Ma ce l'auguriamo, non deve essere preso però perché a tutti fa comodo, chi è contro chiaramente, far passare gli autonomisti come dei nostalgici delle vecchie robe, delle vecchie cose in soffitta, no? Non è così, l'autonomia va vista come possibilità di sviluppo, non solo di mantenimento delle culture, dell'autonomia di poter decidere a casa nostra, proprio di poter decidere come investire sul nostro territorio per migliorare il nostro stato sociale. Questa è la vera autonomia, che non viene sfruttata sufficientemente in base a quello che già ci aspetta di diritto. Sì, e questo significa tirare le orecchie a chi ci ha governato finora senza distinzione di colori nella regione, perché non hanno saputo sfruttare giustamente le opportunità che c'erano. Senta, nell'ultima tornata, anzi nell'ultima settimana ci sono stati anche 2 referendum popolari per fondere, no? Da una parte Manzano e San Giovanni, dall'altra Gemona Montenas. Alla fine la volontà popolare è stata chiara, no? Niet, si continua sulla stessa strada. Occasioni perse oppure è la politica stessa troppo tardi che ha lanciato il messaggio? Diciamo che è stato mal gestito il tutto fin dall'inizio. A nostro avviso le UTI, si rifletteva proprio con delle persone di Manzano, le UTI hanno creato un pandemonio di insicurezza nei comuni che anche chi era favorevole adesso è un po' restio, perché non sa cosa gli aspetta alla fin fine. Vedono comuni che vengono penalizzati, altri che vengono assorbiti senza volontà. Non è semplice, è stata gestita male dalla regione questa cosa. Bene, grazie Claudio Boaro, il tempo a nostra disposizione è terminato.